Sono giovani, hanno fra i 20 e i 35 anni, in maggioranza magrebini di seconda generazione, laureati, già perfettamente inseriti nel contesto italiano e anche nella nostra regione. Cellule pericolose dello jihadismo, reclutate o pronte per essere reclutate. È composta da un centinaio di nomi la lista di soggetti pericolosissimi su cui sono focalizzate l'intelligence italiana e l'antiterrorismo in febrile lavoro in questi giorni e in queste ore. Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Lazio, le regioni nel mirino degli investigatori. L'allerta è massima. L'assalto fallito in Belgio e le perquisizioni a raffiche in Francia e Germania delle ultime ore testimoniano un'attività febbrile degli organi antiterrorismo. Giovani potenziali killer o fiancheggiatori, catturati spesso attraverso il web, anche nella nostra regione. Secondo gli investigatori è possibile che possa succedere, come già avviene nel Medio Oriente, che giovani leve vengano monitorate per essere adescate e assoldate. Il califfato cerca nella rete non solo combattenti, ma anche studenti universitari, ingegneri e medici con tendenze estremiste, cominciando a dialogare con loro, un allarme confermato dalla Polizia Postale del Veneto. Vi potrebbero essere dei cani sciolti, soprattutto tra i giovani, tra i delusi, i cosiddetti terroristi della seconda generazione, ovvero sia coloro i musulmani che sono nati direttamente in Italia e che hanno un'estremizzazione della loro ideologia verso il fondamentalismo per un percorso interiore di non accettazione della società nella quale vivono. In Italia è stato rilevato che centinaia di utenti dal nostro paese accedono ai forum specifici dai contenuti esplicitamente legati allo jihadismo. Io penso che la prevenzione deve essere fatta soprattutto vedendo che riguarda la seconda generazione a livello della rete, quindi è lì dove c'è quella punta dell'iceberg, è là, è su quello posto là. Un clima di inquietudine che resta profondo. Dopo la strage di Parigi nulla sembra poter tornare come prima e non è ancora finita. Non limitarci a percepire e a individuare e a intercettare la punta dell'iceberg. Noi dobbiamo colpire l'iceberg che consiste in una filiera dove la predicazione d'odio pratica un lavaggio di cervello e questo avviene sia all'interno delle moschee sia attraverso la rete.